Allora, siccome poi è venuto fuori nella discussione, quindi è anche interessante questo, perché la battuta, un po' l'osservazione che è stata fatta dal ministro Lorenzin relativamente a una gestione accentrata o meno di una sanità, se potrebbe essere un correttivo. Giustamente questo argomento l'abbiamo affrontato la settimana scorsa e stavo quasi dimenticando, ci sono state fatte molte osservazioni anche da parte ovviamente dei telespettatori, quindi, ed è stato un po' criticata fortemente il ministro in questa osservazione. Prima Gino Ferraresso, visto che devo dare anche la parola, e dopo Rita, cosa ne pensate voi? Allora, faccio una battuta su questo, però volevo anche entrare più complessivamente sulla questione della legge di stabilità. Sì, dopo infatti ci entriamo, assolutamente. Solamente di sanità. Ma io penso che su temi come dire, che riguardano i cittadini, dovrebbero riguardare i cittadini nella stessa maniera, no? Nello stesso Stato, alcuni diritti fondamentali, l'istruzione, la difesa, ci metto anche la sanità, perché no? Dovrebbero essere garantiti in ugual misura dappertutto. Non può essere che in una regione io applico ticket diversi a seconda delle regioni sanitari. È questo che non va bene. Io penso che i livelli essenziali di assistenza, per essere veramente in nome così come diritti lo veri. Si dice, devono essere applicati dappertutto nella stessa maniera. Chiarissimo. In Emilia la sanità, può paragonarla a quella della Puglia? No, sì, ho visto, l'ho capito, lo so che ci sono tante Italie e che siamo profondamente diverse, in particolare il nord rispetto al sud, io non voglio mettere in discussione questo, però io sono molto d'accordo con le affermazioni che faceva Gino adesso. Ci sono dei minimi che tu devi garantire. Se tu vuoi garantire il diritto alla salute, che è un diritto costituzionale come sappiamo bene, devi avere, dice l'OMS, dice la letteratura scientifica, che devi garantire alcuni servizi e questi devono essere uguali per tutti, e siccome abbiamo un sistema universalistico, cioè che dovrebbe essere pagato dalle tasse e non con la ritenuta alla fonte, diciamo così, no? Dall'IRPEF, non avresti bisogno di mettere delle sovrattasse come i ticket. Bene, questa cosa dovrebbe essere fatta, dopodiché noi siamo più virtuosi, l'SMS che arrivava dall'Emilia Romagna lo è ancora di più, benissimo, no? Fai il di più, se ce la fai con le tue risorse benissimo, se non ce la fai puoi anche mettere un ticket, come è successo per esempio con la legge sulla non autosufficienza in quella regione, che non ce la facevano a garantire alcuni servizi, hanno fatto un accordo con i cittadini, un patto con i cittadini, e c'è stato un lieve aumento ancora 10 anni fa dell'IRPEF regionale, per cui hanno fatto un fondo ad hoc specifico per i non autosufficienti e allargare i servizi. Bene, ma deve diventare un di più. Cioè, secondo me, poi voglio dire, lascia stare magari l'organizzazione nello specifico, nelle cose minute, no? Ma dal punto di vista dei livelli essenziali, minimi, che mi servono per avere la certezza che nel giro di mezz'ora ho il 118 che mi viene a raccogliere se sto male, per capirci, questo dovrebbe essere garantito da tutti e così purtroppo non è. Allora io non voglio togliere niente, anzi mi scoccia e mi fa arrabbiare, come abbiamo visto, no? Che appunto una regione come la nostra, che è, ribadisco, virtuosa, che ha delle eccellenze veramente molto alte, soprattutto sul versante ospedaliero, poi si inventi appunto soluzioni, chissà Dio per quale ragione non si capisce, no? Tipo l'azienda zero, che guarda caso mi vanno a togliere, diciamo, dare meno garanzie, perché se va bene perché mi devi cambiare, no? Dammi ciò che non ho. Allora, in Veneto oggi, per tornare a bomba da noi, le cose che realmente mancano, a nostro giudizio, non è tanto il servizio di qualità nell'ospedale, insisto, perché quello è buono quasi ovunque, sono i servizi nel territorio. Quelli non ce li ho. E allora, siccome c'è una popolazione che sta invecchiando fortemente... Ma dovevano essere attuati, stiamo parlando di riforma 2012. Appunto, allora vuoi fare una cosa innovativa che può essere di riferimento per tutte le altre regioni che sono indietro? Investi su questo, inventati una roba che dica: come faccio io a riorganizzare la sanità in Veneto che mi consenta di allargare questi servizi, che peraltro ho previsto nel mio piano sociosanitario, e non che invece mi vai a togliere dei pezzi che invece
invece funzionano? Anche la collaborazione con i sindaci, perché se ci sono delle collaborazioni che non funzionano, e ce ne sono, perché nel corso di questi anni sappiamo bene che molti sindaci si sono disinteressati al tema della salute, molti purtroppo. Adesso se la stanno riprendendo perché capiscono che insomma se non te ne occupi ci pensa qualcun altro e non certo dal tuo punto di vista, no? Allora costruisci con loro il percorso, allarga la partecipazione, mette insieme le risorse, quelle che ti arrivano da Roma, quelle che ti arrivano direttamente dalla regione, eccetera, eccetera, e non invece. Quindi voglio dire che sono delle cose che vanno bene a livello territoriale, regionale, che io vorrei salvaguardare, no? Difendere e anzi allargare sempre di più. Ci sono però anche a livello regionale, perché non è tutto così limpido, delle cose che non funzionano, dipende sempre da chi ci governa e le scelte che fa. Adesso do la telefonata anche. Sì. Buongiorno, martedì ho preso un appuntamento per una visita diabetica a Milano e me l'hanno data per il 16-12 del 2016. Per fortuna che fate voi anche a incolpare sempre la regione, ma le grandi colpe di Renzi non le dite. C'è una telefonata. Sì, no, come no. Pronto? Come no? Pronto? Buongiorno, sono Roberta da Venezia. Sì, buongiorno signora Roberta, dica. Allora, guardi, io sono dell'avviso, per carità, io sono nata nel 48, che l'Italia dovrebbe essere unita. Cioè che no, ogni regione dovrebbe fare a modo suo, ma che ci dovrebbero essere dei costi standard per tutte le regioni. E avremo dei buonissimi risparmi. Però sembra che non è tanto, secondo me non è colpa della regione, è proprio colpa del governo, che queste cose non le fa, mentre magari 12 ore si vota la sua legge per dare 40 milioni di finanziamento ai partiti, no? Questa cosa qua di costi standard sono anni che andiamo avanti e il governo non ci segue. Purtroppo il governo lo mettiamo noi, che paghiamo noi, perché il governo non si rende conto che sono tutti dipendenti, anche io sono stata dipendente pubblico, tra parentesi, pagata dai contribuenti come loro. E loro si fanno delle leggi a loro immagine e somiglianza, non fanno quello che serve. Questo è il mio punto di vista. L'Italia non è unita perché qualcuno non vuole che lo sia, evidentemente ci sono degli interessi schifosi, dico io. Ecco. Poi ricordo una cosa, per esempio, no? Che siccome non c'è giustizia, allora io ricordo che quando c'erano i nazisti, vabbè, questo a voi ovviamente non riguarda, è un pensiero mio, ci furono dei medium in Inghilterra che si sforzarono per tantissimo perché Hitler uscisse dalle palle e ci furono dei medium che morirono per fare questa operazione, cioè questo sforzo, perché questa gentaglia che abbiamo ancora fra di noi, che avremo sempre evidentemente finché non li combattiamo, allora siccome non c'è giustizia viva l'occultismo che li combatte. Questo è un discorso in più, però ci vediamo a farlo, grazie, e ti complimento tantissimo con la presentatrice che è molto molto preparata. Grazie, in genere non è così. Grazie, buongiorno. Grazie signora, grazie. Ferraresso, rispondiamo anche alla signora e anche poi i messaggi che stanno arrivando. Ma allora io penso che ci sono delle responsabilità politiche quando si fanno delle scelte, quindi sia a livello nazionale che a livello regionale. Dappertutto. E quindi chi governa ha delle responsabilità e anche delle colpe, quindi se si fanno delle scelte, dei tagli, come si è stato detto prima sul fronte sanitario nazionale, ce le ha questo governo, non è che ce le ha qualcun altro. Quindi quello che a me interessa dire è che su queste cose però bisognerebbe approfondire un po' di più, perché le cose sono un po' più complesse di quello che noi discutiamo. La legge di stabilità, per esempio, parla di 27 miliardi di euro, non sono noccioline, no? Decidere come... Sembra che siano saliti a 31 oggi. Sì, da 27 a 30 miliardi. Quindi non Chissà sono noccioline su come si fanno le scelte, e qua c'è il tema vero, io penso, che non riguarda solo questo governo, riguarda anche i governi precedenti. Da anni, io credo, non c'è stata un'equa distribuzione delle risorse in questo Paese.
I ricchi sono diventati più ricchi, i poveri sono diventati più poveri. Questa è la realtà. La signora, un po' rilacciandosi a quello che diceva la signora, che dicevano anche i messaggi che sono arrivati poco fa, il discorso è questo: si vedono dei provvedimenti, facciamo l'esempio più banale, quello dei famosi 3.000 euro, che non riguardano senza dubbio la pensionata e la maggior parte delle persone, perché vabbè, fare spese di un certo tipo magari, ma riguardano sempre una solita fetta, determinati, e invece le emergenze, le cose vere che riguardano sociale, che riguardano la sanità, che riguardano ben altro, non vengono toccate. Oppure anche per i piccoli imprenditori, gli artigiani, certe cose non vengono fatte, i giovani, il Job Act, anche lì andiamo a toccare le pensioni, perché poi l'uscita, potremmo accennare anche a questo discorso, esatto, non è stata toccata. Quindi si fanno delle cose, si vede palesemente, la gente ormai l'ha capito, per accattivarsi il consenso che magari sta scemando, è scemato progressivamente, in un governo che poi anche lì col voto non è stato legittimato, il solito discorso, questo lo sappiamo, non siamo andati a votazione eccetera, però di fatto questo è, e non si fanno dei provvedimenti seri, importanti, se non c'è una movimentazione popolare, o se magari i sindacati a un certo punto si arrabbiano veramente, decidono di bloccare tutto, e la gente alla fine se ne accorge, perché dice: io mi trovo sempre in questa situazione. Si va verso una privatizzazione della sanità, per assurdo, ma anche del sociale, perché a un certo punto ci dovrà essere anche un'assicurazione per lo stato di inabilità, perché... No, ma guarda per esempio il dato delle badanti, esatto, per dire, c'è stato un periodo in cui sembrava che ci fosse un processo per metterle in regola, erano riconosciute, c'erano stati anche dei provvedimenti legislativi a livello nazionale per scaricare le spese del contratto che tu andavi a fare con queste figure professionali, dopodiché l'hanno lasciato. Non c'è mai niente di stabile in questa nostra Italia, purtroppo, no? Ti danno il contentino, l'anno dopo hanno bisogno di quei soldi lì per fare un'altra roba, te li tolgono, no? E quindi adesso chi ha bisogno realmente della badante torna a prenderla in nero, altrimenti neanche quello, neanche più permettersi quello. Quindi siamo veramente arrivando a dei paradossi, cioè meno paghi di più, ti dicono che paghi di meno, poi non è vero, tiri la riga, non è vero, per minori servizi, e i cittadini di servizi, la massa ha bisogno di servizi, salvo i pochi eletti che stanno benone. Allora, noi come CGIL abbiamo dato un giudizio molto critico su questa legge di stabilità. Abbiamo detto dei no, abbiamo detto che mancano diverse cose, però dentro c'è anche qualcosa di buono dentro questa legge di stabilità. Dov'è che abbiamo detto di no e sulle quali, su alcune cose, vediamo che c'è anche, come dire, un ritorno indietro da parte, una retromarcia da parte del governo. La questione della Tasi prima casa. Erano partiti abolizione per tutti, alla fine sembra, l'ultima stesura, che Castelli, Ville non sia tolta questa imposizione che invece secondo noi non andava appunto tolta. Noi siamo contrari, l'abbiamo già detto, l'ho detto prima, su questa diminuzione drastica del Fondo Sanitario Nazionale. C'è questa questione dei 3.000 euro dei contanti, che è una vergogna, perché poi alla fine dà la possibilità agli evasori di evadere ancora di più. E poi c'è una cosa che non si dice, e sulla quale anche su questo noi abbiamo una netta contrarietà: c'è un ulteriore taglio alle regioni di 1 miliardo e 300 milioni. Se si sommano questi soldi a quelli della sanità, le regioni si troveranno in forte difficoltà, tant'è vero che il Presidente della Conferenza Chiamparino ha dato le dimissioni proprio per questo motivo. Quello che non c'è, non ci sono provvedimenti adeguati sulle pensioni, non basta la settima... È stata bloccata la rivalutazione, no? Sì. È stata bloccata la rivalutazione. Ecco, siccome abbiamo la pubblicità che incombe, questo aspetto è importantissimo, forse se ne è parlato poco, perché c'è stato dato un contentino ad agosto, stop, si è fermati là. Andiamo rapidissimi in pubblicità, poi vi diamo ancora spazio, leggiamo gli altri messaggi e diamo la parola a tutti, tra poco.